Vengono un po' da tutte le parti d'Italia per venire qui in Sicilia a degustare. Intanto ci troviamo nell'antico frantoio Vallone, ci troviamo con il titolare. Ecco chi sono e che cosa succederà questa sera. Esatto, in pratica è l'Università del Gusto che viene gestita da Slow Food. In pratica sono degli studenti che sono già laureati e che fanno i 2 anni successivi di preparazione proprio al gusto. Ne vengono da tutto il mondo, vengono dalla Cina, dal Giappone, dalla Spagna, dalla Grecia, dagli Stati Uniti. È un gruppo di 15 discenti che vogliono apprendere esattamente il gusto edito da Slow Food, cioè il vero gusto a fondo. Dobbiamo dire che proprio in Italia esiste questa università di Slow Food che è unica veramente nella sua specie, e quindi questa gente da tutto il mondo si raduna a Pollenzo, dove c'è l'università, per poter apprendere questa materia molto bella, perché fa parte di ciò che noi mettiamo dentro il nostro organismo, cioè la cosa più interessante e più importante. Francesca Pagano della regione siciliana, ecco, la regione siciliana che promuove questo incontro con queste persone che verranno in Sicilia per conoscere, per gustare quelli che sono i nostri prodotti. Ecco, come interviene la regione siciliana e qual è stato il progetto iniziale? Allora, questo progetto nasce in collaborazione con l'Università di Pollenzo, Scienze Gastronomiche, e si promuove praticamente il territorio. Questo è il secondo stage, il primo è stato sul Palermitano praticamente, dove abbiamo portato i ragazzi a conoscere il tema del pane, delle farine, del grano duro, e quindi hanno avuto modo di conoscere e degustare il territorio vero e proprio e tutte le eccellenze che propongono. Questo secondo stage viene proposto su Salemi. Da Salemi ci muoveremo e cercheremo in qualche modo di presentare ai ragazzi prodotti di mare, così come è stato il primo giorno con Ittica Trappeto, e prodotti di terra, così come il nostro amico Vallone ci ha proposto con i suoi prodotti di eccellenza. Qua avremo l'opportunità di gustare delle marmellate particolari. Ora, se noi ci guardiamo alle spalle, ci renderemo conto che i prodotti che ci vengono offerti sono particolari e sono in ogni caso delle eccellenze. Non c'è dubbio, saranno gli ambasciatori del buon gusto della nostra terra, dei nostri sapori, dei nostri odori nel mondo. Quindi è un'iniziativa assolutamente lodevole, perché permette di dare un'immagine alla Sicilia in positivo. Questa è una buona terra, una terra talora difficile, dico sempre io, da capire e da vivere, ma una terra che è facile da amare e di apprezzarne appunto i colori, i sapori, e quindi è un'iniziativa assolutamente lodevole. Certamente, io direi in una parola, presentiamo il territorio. Fra l'altro fa piacere così aver intercettato questi studenti dell'Università del Polsengo in Piemonte, che fra l'altro provengono da tutti i continenti del mondo, cioè giapponesi, australiane e qualche altro Medio Oriente e via dicendo. Fa piacere perché in questa università si studia il buon gusto, si studiano i prodotti tipici dei territori del mondo, e in questo senso essere passati per la Sicilia e nel particolare territorio dell'Alcamo Dock ci riempie d'orgoglio, perché abbiamo modo di far conoscere attraverso i nostri produttori le prelibatezze del territorio.